Allacciate il grembiule, si parte! Ben ritrovati cari amici di Radio Chef, anche in diretta sulla nostra web TV e su tutti i nostri canali social, Facebook, YouTube, pronti per un'altra puntata che abbiamo scelto appunto di dedicare questa volta al brunch, ovvero a questa nuova versione di una colazione pranzo, quindi fatta un po' più tardi, che sta spopolando tantissimo anche qui in Italia. Ne abbiamo parlato anche in uno show cooking nel 2019 con la nostra chef Chiara Canzoneri, e che comunque ci dà tanti spunti proprio per questo cambio di stagione. Con occasione del brunch abbiamo voluto approfondire un altro tema veramente importante, come è quello proprio della colazione, il pasto più importante della giornata, perché rappresenta il modo in cui la vivremo questa giornata. E allora approfitto per dare anche il buongiorno a Claudia Casarsa, la nostra nutrizionista, e a Maria in studio con me. Buongiorno e benvenute. Buongiorno a tutti. Ormai Claudia è di casa qui, quindi esatto, fa parte della famiglia. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo proprio con le ricette dei nostri ascoltatori, perché io ricordo che le nostre puntate, gli argomenti che scegliamo di raccontare, li decidiamo proprio in base a quelle che sono le ricette che abbiamo raccolto. Quindi sono proprio gli ascoltatori a darci le idee, a fornirci gli spunti. Esatto, abbiamo infatti dedicato questa puntata del brunch alla colazione perché abbiamo trovato moltissime ricette adatte proprio per questo, idee anche molto originali e per tutti i palati o per tutte le tipologie di scelte nutrizionali. Allora Maria, io direi che possiamo partire già con la prima. Sì, spunti e spuntini, quelli che ci offrono naturalmente i nostri ascoltatori, così per fare un gioco di parole. Stiamo parlando della ricetta di Paola Azerio di Udine, che ci ha inviato la sua versione del French toast vegano, una ricetta veramente molto interessante anche per gli ingredienti che vengono utilizzati, anche perché sono un po' insoliti, magari per qualcuno che non li utilizza proprio tutti i giorni. Poi naturalmente faremo un commento anche con la nostra nutrizionista. Tra gli ingredienti quindi vi serviranno farina di ceci quanto basta, latte di soia, zucchero, cannella e delle fette di pane in cassetta. Iniziate mescolando in una ciotola la farina di ceci con il latte, la cannella e lo zucchero. Poi intingete le fette di pane e mettetele direttamente in padella, una padella antiaderente meglio. Rosolate fino a quando il pane non si sarà un po' abbrustolito, si sarà dorato, ma noterete subito anche quando girarlo, dorarlo proprio a 360 gradi, e quindi guarnite a piacere con cioccolato oppure con dei frutti di bosco caldi o anche del miele. Quindi direi un'ottima ricetta anche per le nostre colazioni, anche per chi non è vegano, Claudia, perché è una ricetta che un po' integra degli ingredienti importanti. Integra degli ingredienti importanti proteici, integra la frutta, anche degli zuccheri che comunque in questa formulazione, assieme anche all'avocado che è un grasso, vengono comunque, come si dice, assimilati in una maniera più rallentata. Ciò ovviamente rallenta il picco glicemico, quindi è una colazione più saziante, perché effettivamente poi anche con il contenuto di proteine essa è di per sé più saziante, e quindi è sicuramente una buona colazione energetica. E questo ci piace. E piace molto anche a me. anche perché se contiene del frutta fresca, ovviamente iniziamo già così anche con gli antiossidanti di prima mattina. Ma la frutta, ad esempio, dovrebbe esserci sempre a colazione, dato che siamo proprio in questo argomento, parlando proprio di ingredienti che non devono mancare nella nostra colazione. Allora, è molto soggettivo, è difficile dire sì. Allora, tipo c'è chi beve una spremuta di arancia, di pompelmo, integra già così esatto, la mattina. Certo, però il frutto fresco, quando è intero e a pezzetti, è sicuramente un frutto che ha in toto tutte le sue qualità. Una spremuta ovviamente estrae il succo, quindi è più zuccherina rispetto al frutto mangiato intero e completo, perché le fibre del frutto poi diciamo così rallentano anche loro l'assimilazione, vero, degli zuccheri della frutta, ma le fibre poi vanno anche così a alimentare ad esempio anche la nostra flora batterica. Inoltre insomma il frutto mangiato in toto presenta anche altre qualità, e sicuramente ecco che mangiato intero si ossida molto meno al contatto con diciamo l'ambiente, quindi rispetto magari a una spremuta, perciò la vitamina C sicuramente ne arriverà un po' di più.
Beh, poi parlavamo di brunch, ma anche il pasto, come si dice, più importante della giornata, la colazione, e quindi so che hai preparato anche per noi un piccolo speciale dedicato alla colazione dei campioni. Ci vuoi raccontare di più direttamente? Ecco. Ho dovuto studiare, però è andata, diciamo, una curiosità, perché questo ha sorpreso anche me. Questo termine colazio che deriva proprio dal Medioevo, dai monaci, che però era in pratica il pasto serale, era in pratica, scusate che rivedo gli appunti, ma l'atto di portare alcunché insieme a una determinata adunanza. Ecco, ti avvicino così poi possiamo sentire tutto. E no, perché era proprio questa, allora ripeto, l'atto di portare alcunché insieme a una determinata adunanza. In pratica per loro era proprio il pasto serale. Poi questo termine è stato, diciamo così, adoperato anche dai laici, ma soprattutto cambiando poi nel XV e XVI secolo con un discorso proprio di cena. Da colazio è diventata cena. E come è arrivata al termine colazione fino a noi? In parte dai francesi, e in parte perché poi comunque abbiamo iniziato a dire ok, prima colazione e seconda colazione, e seconda colazione equivaleva poi al pranzo, che nel termini alberghieri veniva usato in questi termini, e quindi ecco che per gli inglesi era il breakfast, che è quella che proprio definisce meglio il termine colazione. Ci piace appassionarci alla storia anche delle tradizioni che arrivano in tavola. Sì, perché poi ecco, sono veramente così molto, molto curiose, perché noi diamo per scontato certi termini, e anche me è un po' sorpreso questo. Ecco, colazione, io ho sempre pensato sia sempre stato identificato il primo pasto della giornata, invece nasce come cena dei monaci, e quindi niente, poi l'abbiamo ereditato. La colazione ovviamente deve essere, diciamo così, veramente uno dei pasti principali che è meglio non saltare, perché questa è una delle insomma cattive abitudini. Ci possono essere valide motivazioni per le quali diciamo si fa fatica a mangiare magari la prima colazione, però magari cercare insieme di trovare soluzione, perché è il pasto che fornisce l'energia, la prima energia al risveglio, e quindi deve essere veramente ben composta. Questo French toast ad esempio era anche un'alternativa mista tra un dolce e un salato. C'è chi predilige il salato, chi predilige il dolce. Diciamo che la colazione salata sicuramente per chi fa un'attività molto intensa, secondo me è quasi la migliore, e ti porta veramente un'energia che piano piano viene rilasciata durante tutta la mattina. Noi però per tradizione italiani attendiamo più a quella dolce. Non è che sia sbagliato, è più sbagliato non farla. Beh certo, ma poi si può anche provare, perché come si dice ci vogliono 21 giorni per perdere o prendere una buona abitudine, quindi anche questo si può provare. Provateci, insomma, se siete da dolce ma volete provare il salato, provate per questo periodo di tempo e vedrete che subito vi sarà più semplice anche portare in tavola qualcosa di salato. Ma hai qualche esempio pratico anche da farci? Un po' di gusto? Un po' di gusto, cioè dalle colazioni così dolci, ma anche una buona torta fatta in casa, banalmente, veramente una buona torta fatta in casa, semplice, senza esagerare magari con troppo burro, oppure ci sono persone che aggiungono oltre al burro anche il mascarpone. Ecco, questo diventerebbe un pochino troppo così, diciamo anche con una maggiore difficoltà magari nella digestione, perché bisogna sempre stare in equilibrio, certo. Ecco, in questo. Sicuramente ecco i pancake, che io anche adoro, noi li abbiamo già fatti, poi li abbiamo preparati anche con l'acqua frizzante Dolomia, ricordo ai nostri ascoltatori, quindi trovano ancora la ricetta anche sul nostro sito. Erano molto interessanti e molto buoni perché li abbiamo provati. Sì, e poi i pancake hanno una versatilità che anche per le persone che soffrono ad esempio di celiachia, quindi per chi è intollerante al glutine ad esempio, possono essere facilmente anche fatti ad esempio proprio con le farine di legumi, e quindi anche in questo insomma trovano una maggiore così versatilità. Dopodiché sicuramente ecco il muesli,
che comunque contiene sia frutta disidratata che frutta magari secca lipidica, magari meglio con dei fiocchi di avena, il porridge, che vabbè è un termine inglese, però insomma anche a chi piace questa specie di crema fatta sempre con i fiocchi di avena, a cui si può aggiungere il diciamo frutta fresca. Poi è molto buono, provate anche questo, perché e dopo si possono fare, ecco, adesso avevo qui davanti, anche perché rispolvero anche dei miei appunti e delle mie cose, la torta dolce alle zucchine, perché no? E qui si risposa un attimino a questo French toast, dove si mescola un po' le zucchine con anche il dolce, farina di mandorle, un po' di zucchero, e quindi sì, anche questo, ecco, a parte le nostre fette biscottate con la marmellata, se fatte in casa ancora meglio, ma insomma alla fine ormai anche in commercio ce ne sono di diverse tipologie, più o meno zuccherate, quindi attenzione, anche la scelta è quella importante. Ecco, una nota sola, senza zuccheri aggiunti, attenzione a non cadere nei tradelli della pubblicità, perché poi se andiamo a leggere comunque uno zucchero lo contengono, quindi leggiamo sempre l'etichetta. Occhio all'etichetta. Poi per il resto, insomma, è veramente una questione di gusti. Sbizzarrite la fantasia. Sì. Bene, vi abbiamo raccontato insomma di tutte queste golose ricette. A proposito di ricette dolci, tra l'altro avremo modo anche di raccontarvene più tardi, e per cui mi raccomando, insomma, rimanete in ascolto qui su Radio.0. Vi parleremo di dolcezze per tutti, quindi per tutte le esigenze. Anche la nostra nutrizionista sarà sicuramente contenta, tra poco troverà degli spunti interessanti, ma li troverete tutti voi. Invece, a proposito di ricette salate, nella seconda parte di Radio Chef, quindi tra poco, avremo proprio delle ricette salate per la vostra colazione, il vostro brunch da suggerirvi. Sono tutte idee, tra l'altro, che dal brunch e dalla colazione diventano anche degli ottimi spuntini da portare con sé in una gita fuori porta, dove poterli assolutamente gustare. Come sapete, noi da sempre seguiamo Radio Chef anche appuntamenti nella nostra regione, anche Radio Chef è marchio Io Sono FVG, per proprio sottolineare l'eccellenza del nostro territorio, che non mancano mai nelle nostre ricette. Ma ogni buon piatto va accompagnato con un buon vino. Il vino, che sapete, non è soltanto quello che troviamo in un bicchiere o in una bottiglia, ma è storia e territorio, racconta proprio da dove nasce. Sapete che la coltivazione poi delle vigne è un'arte molto delicata, che porta a essere a pieno contatto con la natura. Allora perché, quando non scegliamo un vino, non conoscere proprio tutta la realtà che lo circonda e che gli appartiene? Oggi vogliamo parlarvi proprio di un'opportunità unica, che è quella di vigneti aperti, perché la natura non si ferma ed è proprio pronta ad accogliere tutti gli appassionati di vini e i curiosi. Infatti dal 20 marzo le cantine del Friuli Venezia Giulia sono pronte ad accogliervi con una nuova iniziativa, che è proprio Vigneti Aperti, un evento durante il quale saranno privilegiati incontri ma anche momenti conviviali, sempre nel segno della sicurezza, nei bellissimi vigneti e non solo della nostra regione. Un'occasione per tutti gli italiani di conoscere e apprezzare le nostre eccellenze enogastronomiche. Ogni settimana ci saranno aperitivi in vigna, laboratori sensoriali, picnic, percorsi guidati nei vigneti, cene con il vignaiolo, concerti e molto altro ancora. Allora io adesso prendo l'agenda pronta per segnarmi gli appuntamenti che non perderò, però con voi invece parliamo insieme a Massimo Del Mestre, il coordinatore proprio di Cantine Aperte per questo fantastico evento che è Vigneti Aperti. Innanzitutto buongiorno e benvenuto con noi Massimo, è un piacere averti qui. Buongiorno, grazie dell'invito, eccoci qua. Allora Massimo, questo di Vigneti Aperti, devo dire, è un vero e proprio sogno per tutti gli appassionati di vino, perché poter entrare in vigna, conoscere il vignaiolo, vivere anche in questi luoghi di natura incontaminata, ma anche laddove gli equilibri con la natura sono sempre sottili e decisivi proprio nel capire se in bottiglia avremo il vino che sogniamo, quali saranno le sue caratteristiche, Massimo. È giusto, ci senti Massimo? Vedo che un attimo... Eccolo, ci senti Massimo? Sì. Perfetto, eccoci qua. Ma allora guardate, Vigneti Aperti è l'evoluzione del lavoro fatto dal Movimento Turismo del Vino in tutti questi anni. Quest'anno sono i 30 anni di Cantine Aperte, quest'anno è il prossimo, perché
30 anni fa nacque nelle varie regioni d'Italia con 2 date, quindi questo lavoro ha portato a far capire che l'enoturismo è un'importante opportunità turistica e non ripeto tutto quello che giustamente hai detto tu, di quanto è emozionante andare nelle nostre cantine, ma non solo nelle cantine, ma anche nei prodotti dai produttori che sviluppano l'agroalimentare territoriale. E allora cosa è successo? È successo che dopo tanti anni abbiamo cercato di dare la possibilità al fruitore, all'enoturista, di poter andare nelle cantine anche non a cantine aperte, che è il 28 e il 29 maggio. Ormai già molti vignaioli lo fanno già, adesso si può andare già nelle aziende, però a volte bisogna creare un sistema organizzativo. Questo è i vigneti aperti. Come hai detto tu, saranno questi 35 weekend che sono partiti già il marzo, andranno avanti fino al 30 di novembre e chiaramente in mezzo c'è il nostro Cantine Aperte, evento che ha la stessa strutturazione con più presenza di vignaioli. Tenete presente che quest'anno gli associati del movimento sono 80. Bene, durante i vigneti aperti generalmente una media di 10-15 cantine raccontano, si presentano come giustamente hai ben spiegato tu. Come si dice, questo nostro turismo viene chiamato turismo esperienziale proprio perché si vivono queste esperienze, ma vi posso dire che dopo 2 anni complicati noi ci piace chiamarlo turismo sensibile, dei sensi. Avete una trasmissione che parla di gastronomia e di cibo, anche andare per vigna, andare a recuperare questo contatto con la terra è un alimento magari dell'anima, quindi c'è una grandissima richiesta di stare appunto all'aperto. Dopo 2 anni che siamo stati al chiuso, chiaramente era abbastanza possibile, l'abbiamo ipotizzato e vi posso garantire che c'è veramente una grandissima richiesta. Già dai primi 2 weekend che siamo partiti c'erano circa 7-8 cantine, adesso crescerà sempre di più questa adesione, entrando nel mese di aprile, di maggio, di giugno ci sarà veramente da divertirsi. E allora Massimo, ricordaci anche dove si trovano l'elenco delle cantine, che poi vengono anche suddivise per le diverse province, così che ognuno di noi si può veramente preparare un tour per conoscere queste realtà, ma è anche una bella occasione, mi viene in mente anche questo periodo prima della Pasqua, dove ci si ricongiunge con tanti parenti che vengono anche da fuori regione o da fuori Italia, per portarli a conoscere le nostre realtà. Sarà un'esperienza che non dimenticheranno, Massimo. Dici molto bene, perché dobbiamo anche prendere coscienza che abbiamo una terra fantastica con dei prodotti ancora più fantastici, e ogni tanto noi friulani, magari noi regionali, magari non siamo così predisposti a raccontarci. È arrivato il momento di farlo, stiamo crescendo come dati turistici, quindi molto bene. Beh, innanzitutto per trovare i dati ormai con la tecnologia, l'indirizzo è cantinaaperte.info, chiaramente usiamo il nostro brand, ma anche digitando vigneti aperti su Google vedrete che, siccome stiamo facendo un ottimo lavoro, atterrerete, quindi siamo posizionati ai primi posti sulla pagina Google, atterrerete sul portale del Movimento Turismo del Vino e lì c'è tutto quello che vi serve. Seguite Vigneti Aperti e trovate tutte le informazioni. Chiaramente poi ci sono i social e quant'altro. Va detto che noi abbiamo anche la possibilità di aderire al nostro Wine Club. Lì sono tutte le procedure proprio per essere informati in modo anticipato o prima della classica informazione, proprio perché cerchiamo di instaurare un rapporto di fidelizzazione con i nostri amici amici turisti e non turisti. Ho una chicca, siamo qua, stiamo lavorando con la mitica mappa di cantine aperte, quindi ve la faccio vedere, che è ancora in lavorazione. Come vedete
abbiamo la campagna cantine aperte, ma abbiamo anche vigneti aperti. Lavoriamo molto con i QR code dove all'interno si trovano tutte le informazioni. Poi avremo il QR code per ogni cantina con la propria scheda e all'interno troverete tutte le informazioni che servono. Insomma, c'è veramente di tutto di più, sia anche perché la targetizzazione appunto dell'appassionato dell'enoturista ormai è molto ampia, quindi abbiamo pacchetti proposte per le famiglie, per gli amici, per piccoli gruppi, insomma c'è di tutto. Caro Massimo, abbiamo parlato di primavera in queste puntate, allora che cosa c'è di meglio per aspettare e godersi questa stagione che non viverla appunto a vigneti aperti? Io ho anche qui il calendario delle date, delle prime, sono moltissime, già per il mese di aprile potete già questo fine settimana appunto godervi queste visite nei vigneti. Massimo, tra l'altro noi all'interno poi della notizia che parlerà di questa diretta metteremo tutti i riferimenti, così sarà ancora più facile trovarvi, già insomma lo è, e speriamo anche poi di risentirci, Massimo, per raccontare ancora qualche dettaglio in più. Certo, noi sai che con voi lavoriamo, ci troviamo molto bene con la Ilaria che vi contatta, che organizza tutte le cose, che ringrazio qui perché è sempre molto attenta e coccola i nostri associati, come è giusto che sia, quindi sempre a disposizione e grazie del lavoro che fate. Grazie Massimo, approfitto per averti ancora qui e ringraziare ovviamente Promoturismo FVG, perché appunto grazie a loro poi potete trovare tutti questi itinerari per scoprire i vigneti, le zone più belle della nostra regione, per essere sempre pronti a conoscere gli eventi da non perdere. Vi invito tutti, anche chi ci segue nelle nostre dirette live sul web o sulla nostra web TV da fuori Italia, a andare a dare un'occhiatina al sito turismofvg.it, perché potrete scoprire tutte le sfumature del nostro meraviglioso Friuli Venezia Giulia. Grazie di cuore Massimo per essere stato con noi, ci rivediamo in vigneto, che dici? Sicuramente ti aspetto, ci vediamo in una di queste tante cantine. Non mancheremo, ciao Massimo, è stato un piacere. Ciao, allora, buon lavoro. torniamo invece in studio e Maria, insomma, una piacevole visita in vigneto che ben si addice a questo periodo dell'anno, e tra poco avremo anche delle dolcezze, quindi rimanete lì da raccontarvi, saranno imperdibili. C'era qualcosa che volevi aggiungere dopo questa? No, salutavo anzi proprio gli amici di Movimento Turismo del Vino, che sono sempre, come ha detto Massimo, molto attenti anche alla comunicazione, quindi andate a trovarli e seguite anche Promoturismo FVG sui loro social, FVG Live sulla pagina Instagram e Friuli Venezia Giulia Turismo sulla pagina Facebook, perché troverete veramente anche tante belle immagini del nostro territorio. Quindi a tra pochissimo ritorniamo parlando di dolcezze e salati qui a Radio Chef. È tempo di un po' di pubblicità con qualche utilissimo consiglio, mi raccomando, aprite le orecchie, ma torniamo tra poco. Radio Chef torna tra poco.
I segreti della cucina con Radio.0. Ben ritrovati cari amici a Radio Chef. Allora vi avevo promesso tanta dolcezza e allora oggi vi porto in un posto magico. Sono andata infatti a scoprire qualche novità che riguarda proprio gli appassionati di pasticceria e non solo, qualche novità proprio da raccontarvi e da vivere. Lei si chiama Ilaria e vediamo qual è stata soprattutto la sua idea e quali sono i prodotti che ci propone e perché vi ho raccontato che sono veramente per tutti. Cari amici di Radio Chef, oggi vi porto in un luogo bellissimo ma soprattutto dolcissimo, dolce ma anche adatto a tutti, insomma, coloro che vogliono godere il piacere dei dolci senza rinunciare al gusto, ma anche se insomma si devono scegliere senza glutine, senza latte, perché insomma dover rinunciare in questo caso a qualcosa di buono? A pensarci c'è Ilaria nella sua pasticceria da Ili, qui in via Baiamonti numero 73. Ilaria, allora raccontaci intanto di questo piccolo angolo di paradiso che compie ad aprile proprio 3 anni e anche come hai scelto questa tipologia di pasticceria. Allora, io sono celiaca dalla nascita e di conseguenza ho dovuto in qualche modo trovare un modo per poter soddisfare anche le mie golosità, perché no? La pasticceria senza glutine nasce per esigenza e per passione, perché sono appassionata di cucina da quando ero bambina e ho sempre adorato fare dolci e soprattutto cucinare. Per ovvi motivi però avevo dei problemi sostanzialmente abbastanza gravi su quello che erano gli ingredienti, quindi ho sempre dovuto adattare tutte le ricette a quelle che erano le mie esigenze. Di conseguenza anche quando ho fatto la scuola di pasticceria, tutto quello che producevo anche in pasticceria cercavo poi di trasformarlo in qualcosa di senza glutine. Ho provato tante volte anche a convincere i miei titolari delle varie pasticcerie di creare delle linee alternative, ma non è facile in pasticcerie dove c'è di base il glutine creare una linea a sé senza glutine, perché non si riesce a fare contemporaneamente, o almeno non è una cosa Così semplice, anche perché pensiamo anche alle attrezzature, no? Sicura. Di conseguenza ho voluto creare un qualcosa di mio, quindi ho fatto in modo tale che quella che era una passione e una esigenza mia, siccome lo era per tante persone, ho cercato di dare l'opportunità a tutte queste persone di poter assaporare un qualcosa sempre buono che fosse per tutti. Quindi laddove c'è il celiaco piuttosto che l'intollerante o piuttosto anche l'allergico, perché ce ne sono tante di categorie, possano comunque assaporare qualcosa di buono e farlo assaggiare anche ai loro ospiti che non hanno nessun tipo di esigenza particolare, però possono mangiare qualcosa di buono, perché non è detto che il senza glutine non sia buono. È un falso mito che spero di sfatare con tutto quello che produco. Quando si parla di senza qualcosa sembra una negazione. In realtà si possono fare delle cose molto buone anche laddove andiamo a togliere qualcosa. Beh, tra l'altro noi adesso stiamo parlando alla radio, ma anche vedendo le immagini per chi ci segue sulla nostra web TV e su tutti i nostri social, o chi insomma poi sarà incuriosito e vorrà andare a vedere. Però qui abbiamo tutti insomma i dolci che siete abituati a trovare in pasticceria, e io vi assicuro che non hanno proprio niente di diverso, anzi sono veramente belli e sembrano molto molto golosi. Poi insomma tutti noi possiamo provare anche qualcosa di più leggero, poi ci sono periodi della vita in cui magari dobbiamo comunque non eccedere in certi ingredienti. Poi insomma sappiamo che glutine o latte, lattosio sono in tantissimi alimenti, quindi magari qualche volta ci possiamo anche concedere qualcosa senza. Certo, abbiamo scoperto nel tempo, da quando abbiamo aperto, che in realtà le esigenze sono più del senza lattosio che del senza glutine, ed è una cosa strana, ma è così. E tutti quelli che in realtà vengono qui per senza lattosio poi si ritrovano comunque con un dolce senza
senza glutine, ma mai nessuno si è lamentato del fatto che fossero senza glutine, quindi vuol dire che effettivamente il gusto è lo stesso, anzi qualche volta ci hanno proprio fatto i complimenti, quindi vuol dire che è buono, soprattutto se lo mangiano anche persone che non hanno nessunissimo problema e ci vengono poi a fare i complimenti, vuol dire che la cosa insomma è fattibile, per cui speriamo insomma di dare opportunità a tutti di poterli assaggiare. E allora Ilaria, andiamo anche a dare un'occhiata a tutte queste torte anche che hai preparato, perché ci sono dolci di ogni giorno, pasticcini, ma si possono anche ordinare torte per compleanni o per eventi, che così in questo modo possono essere mangiate veramente da tutti, perché ad esempio una persona può anche non pensare necessariamente a sapere se ha delle persone con intolleranza o no, ma una torta del genere può essere certo che insomma non la rifiuta nessuno. Beh sì, sicuramente, addirittura abbiamo sempre avuto tantissimi complimenti per la Sacher, che è uno dei dolci insomma un po' tradizionali qua a Trieste, e abbiamo sempre avuto tantissimi clienti che ci hanno fatto tanti complimenti anche dall'estero, cioè anche dall'Austria, quindi forse qualcosa di buono lo facciamo davvero, quindi spero insomma che sia poi confermato da vari altri nostri clienti. Insomma, anni di esperienza, tanta abilità, e ricordiamo che poi c'è anche tutta una parte che riguarda la salute a cui tu tieni, Ilaria, nei tuoi dolci, nelle tue preparazioni, anche se sono senza glutine tu guardi sempre alla qualità e alla naturalezza. Certo, è un occhio di riguardo, chiudo perché sennò si scongela tutto, un occhio di riguardo è sempre su quello che sono gli ingredienti, la ricerca degli ingredienti sempre certificati, che non abbiano contaminazioni con il glutine, perché quando si fa una pasticceria senza glutine, che sia poi certificata o comunque che abbia le sue regole, bisogna sottostare a tutte le regole, anche quelle della ricerca del prodotto. Laddove riusciamo ad utilizzare solo ed esclusivamente prodotti naturalmente privi di glutine, lavoriamo con farine alternative che possono essere il riso, il mais, il teff, tutte quelle che possono essere naturalmente prive di glutine. Invece dove ci sono prodotti panificati o eventualmente lievitati come la colomba, la pinza eccetera, andiamo a selezionare dei mix di farina adatti al senza glutine, quindi ai celiaci, che però abbiano le etichette più pulite possibile, quindi cercando di evitare di dare ingredienti che non siano normalmente mangiati da tutti, ecco, quindi cerchiamo di avere un'etichetta pulita. E poi qui alla pasticceria Daili è un luogo così bello dove venire anche a prendere un caffè, fare una pausa, godersi un pasticcino, le prelibatezze insomma di Ilaria, e poi ricordiamo per tutte le ordinazioni possono rivolgersi a te. Vuoi ricordare anche tutti i riferimenti, Ilaria? Allora, volevo solo dire che noi oltre a fare la pasticceria per il negozio lavoriamo anche per fare eventi o matrimoni o comunioni, qualsiasi tipo di festività, eventi aziendali e altre cose, e ci trovate sul sito internet www.pasticceriadaili.it, su tutte le pagine sia Facebook che Instagram come Pasticceria Daili, e basta, e ci trovate qui in via Baiamonti. Benissimo Ilaria, noi torneremo con lei anche nella prossima puntata di Radio Chef, andremo a vedere come si preparano queste delizie, ma anche tutta la cura e l'attenzione che Ilaria ci mette sempre in queste sue dolcezze. Grazie Ilaria, e io non andrei via di qua sinceramente. Grazie a voi, buona giornata. Grazie allora, grazie alla nostra Ilaria con queste sue delizie. Allora Claudia, ti è piaciuta questa idea di questa pasticceria per tutti, ma dove si trovano prodotti insomma che come dicevamo sono veramente buonissimi, io li ho assaggiati e nemmeno ci si accorge che sono magari senza glutine o sono senza lattosio, perché sono straordinari, però una pasticceria proprio per tutti. Sì, giustamente deve essere un po' per tutti. Mi è piaciuta la frase che ha detto: se c'è qualcuno celiaco che invita gente a cena, di solito
era sempre un attimino così in difficoltà, e in questo modo sì, ho apprezzato anche molto la presentazione di quei dolci, perché erano veramente ben fatti. Ho apprezzato soprattutto quella tre strati di cioccolato, perché era veramente ben stratificata, molto lucida in superficie. È un'ottima idea, ecco, sicuramente da provare. E tra l'altro vi consiglio anche i macaron, che sono buonissimi, e la prossima volta li prepareremo. Io ne ho assaggiato poi uno al lampone con l'interno di cioccolato fondente, sono rimasta folgorata. Già ci svegli di più. E poi ricordiamo una folgorata. cosa, perché magari qualcuno si meraviglia, ma come il nutrizionista che vuole assaggiare i dolci 2 volte alla settimana fanno parte della nostra piramide alimentare, dunque cerchiamo così di non esagerare, però perché non toglierci magari un po' così uno sfizio di golosità. Hai ragione. Sicuramente. Se poi andiamo a camminare, comunque facciamo una vita attiva, ricordiamolo, è sempre qui il segreto: porzione, quantità e vita attiva. Brava Claudia. Allora invece Maria oggi ci porta in un altro dei luoghi meravigliosi della nostra regione, sì. come noi facciamo ogni settimana. Maria, dove ci porti? Io vi porto direttamente con un nostro ospite, dato che oggi ci piace parlare di appuntamenti per vivere a pieno la primavera, quindi non solo colazione, non solo brunch, ecco, per entrare proprio nel vivo della bella stagione. Abbiamo con noi anche Roberto Geretto, presidente del consorzio Proloco Collinare, per ritornare a vivere Buia in questa nuova edizione di Un Biel Vivi. La collina promuove la qualità. Io allora intanto do il benvenuto al nostro ospite, buongiorno. Grazie a voi, a tutti gli spettatori. Sì, qua siamo a 360 gradi, radioascoltatori, teleaspettatori che ci seguono sui social, quindi veramente siamo ovunque, e siamo felici anche di raccontare questo evento che sappiamo è stato purtroppo bloccato in questi ultimi 2 anni, ma che tutte le Proloco, proprio che aderiscono anche al consorzio Proloco Collinare, sono felici di rivedere, come anche tutti gli appassionati. Beh sì, quest'anno abbiamo scommesso, siamo ripartiti dopo 2 anni, purtroppo per la nota pandemia non siamo riusciti a svolgere questa manifestazione, che è giunta alla sua 23esima edizione. È una manifestazione itinerante che si sposta generalmente ogni anno in un punto diverso del nostro territorio e mette assieme in un weekend tutte le Proloco aderenti, tutte le Proloco che aderiscono a questa manifestazione, per presentare i propri piatti. Quindi si possono trovare i piatti quest'anno, per esempio a Buia, dalle 9 Proloco della Collinare che hanno aderito alla manifestazione. Quindi la manifestazione sarà da venerdì 8 a domenica 10 aprile. Molto bello e molto buono. Poi sappiamo che tanti sono gli aderenti proprio alla Proloco Collinare, sono infatti 21 se non sbaglio le Proloco aderenti, e poi a questa edizione di Un Biel Vivi ci saranno veramente tantissime di queste a rappresentare proprio il gusto del proprio territorio, perché sappiamo che anche durante le feste delle Proloco si portano avanti delle tradizioni che magari nascoste nel cassetto è tempo di tirare fuori e portare proprio direttamente in tavola. È un bel appuntamento per vivere il gusto anche. Sì, noi delle Proloco siamo una trentina quasi le Proloco che raggruppano 21 comuni del nostro territorio, quindi un bacino di utenza diciamo dei nostri comuni di circa 100.000 abitanti, e quindi noi proponiamo i piatti tradizionali, i piatti tipici delle nostre Proloco, quelle che le Proloco per cui sono conosciute a tutti, da tutti i buon gustai diciamo del Friuli Venezia Giulia. Mi riferisco per esempio, posso fare un nome, Flaibano con il frico, Buia con il toro e poi tutti gli altri, il Maiano con il galletto. Ecco, solo questi alcuni degli esempi dei prodotti che vengono presentati a questa edizione, e sono, come dico, i tradizionali piatti delle nostre Proloco. Noi partecipiamo anche a altri eventi tipo Friuli Doc e portiamo sempre i nostri piatti, perché sono comunque sempre prodotti del nostro territorio e quindi produzioni locali, per promuovere, come è il nostro
impegno e la nostra mission, i prodotti del nostro territorio. Questo è veramente bellissimo, anche perché ricordo un bellissimo Friuli Doc quest'ultimo anno. È stato bello vedere ad esempio il toro portato direttamente sulle grandi tavolate di Piazza del Castello, ma anche Flaibano. Proprio veramente le Proloco ci hanno accolto con grande cuore, raccontandoci proprio le loro tradizioni, anche scoprendo proprio una passeggiata all'interno dei comuni che abbiamo appena citato, perché dal cibo naturalmente ci porta anche a scoprire proprio le località che magari tanti proprio corregionali non conoscono ancora, e che è il tempo anche di andare a scoprire facendo un giro del nostro territorio. Roberto, vuoi anche raccontarci come partecipare a questo appuntamento, come venire a vivere proprio Buia in Piazza del Mercato da questo 8 al 10 aprile, anche perché sarà veramente un bel piacere partecipare. Ma adesso noi sia sul nostro sito internet del Consorzio Proloco Collinare, sia sul nostro anche con Facebook, ma abbiamo anche fatto tantissime altre iniziative sui social proprio per promuovere questa manifestazione che dopo il periodo purtroppo della pandemia noi vogliamo ripartire perché, come vedete anche dietro alle mie spalle, quest'anno festeggiamo il 5 aprile anche il trentennale di costituzione del Consorzio, però vogliamo ripartire alla grande, e credo che con l'impegno di tutti, e in particolare qui ringrazio l'amministrazione comunale di Buia e la comunità collinare del Friuli che ci sostengono in questa iniziativa, siamo certi che se il tempo sarà abbastanza clemente o sarà abbastanza positivo, ce la faremo, e quindi è un appuntamento sicuramente da non perdere, anche perché comunque abbiamo diverse spettacoli. Anche per esempio il venerdì sera c'è uno spettacolo, sia il venerdì sera che il sabato sera ci sono 2 spettacoli, poi ci sono la premiazione dello sportivo buiese dell'anno sempre sabato 9. Poi ci sono anche altre iniziative in collaborazione per esempio con la libreria Giunti presso la biblioteca comunale, vengono regalati dei libri a tutte le scuole. Quindi poi domenica in particolare ci sono dei laboratori artistici con esposizioni delle opere del gruppo artisti di Buia per Buia proprio nel piazzale del Mercato. C'è una partenza di una camminata naturalistica e poi c'è uno spettacolo di danza nel tardo pomeriggio, quindi diversi altri appuntamenti per venire a Buia dall'8 al 10 di aprile. Andate anche a scoprire di più, come ci diceva Roberto, sui social anche della Proloco Collinare. Partecipate anche voi, andate a vivere la nostra regione proprio come vi ha raccontato a 360 gradi. Noi salutiamo anche gli amici dell'Umpli che naturalmente portano avanti anche le nostre belle Proloco, e facciamo veramente un grandissimo augurio alla Proloco Collinare per questo grande risultato, questo bel obiettivo raggiunto. Roberto, è stato un piacere essere stato in tua compagnia, grazie per averci raccontato di più su questo appuntamento, e allora ci rivediamo a Buia direttamente. Vi ringrazio vivamente e vi aspettiamo tutti a Buia. Grazie. Grazie Roberto, è stato un piacere. Invito anche i nostri ascoltatori allora a non mancare e a seguire anche il nostro sito radio.0.it, dove pubblichiamo sempre tutti gli articoli di ogni puntata di Radio Chef, dove trovate tutti i riferimenti degli argomenti che abbiamo trattato anche nell'appuntamento radio. Allora, parliamo di colazioni. Uno dei protagonisti che non deve mai mancare nelle nostre colazioni, nella nostra dieta, Claudia, è lo yogurt. Ma so che hai anche da raccontarci qualcosa in più, un po' di storia, qualche curiosità. Qualche curiosità, perché lo yogurt appunto che deve, ecco l'altro buon elemento che prima non ho svelato per la buona colazione, questo pasto rapido del mattino, perché il termine inglese è proprio breakfast, che francesi e inglesi hanno coniato proprio per pasto rapido, però a noi nutrizionisti piace che invece sia un po' più lento e ben fatto, e lo yogurt per questo non può mancare, non dovrebbe mancare. Ma perché non dovrebbe mancare?
Allora, innanzitutto lo yogurt nato per caso, come leggenda vuole, lo sappiamo, ma che poi ha dato ad esempio proprio luogo a un premio Nobel, la scoperta proprio del suo contenuto. Questo premio Nobel nel 1906, che un microbiologo di origine ucraina proprio così ricevuto, fu proprio perché voleva scoprire il segreto della longevità nella popolazione bulgara, che ne faceva molto uso, e così scoprì che all'interno c'erano dei batteri, ed ecco l'origine del nome poi, Lactobacillus bulgaricus. Questo è tipo un lo sapevi che? È un po' lo sapevi che, però sono curiosità, perché per noi tante volte diamo effettivamente scontato che quello che abbiamo in tavola ce l'abbiamo adesso, invece fa parte di storia. Poi anche in cucina purtroppo si seguono le mode, quindi ci sono cibi, alimenti che magari erano molto in uso una volta, poi vanno un po' nel dimenticatoio, un po' come la moda, ecco, come adesso non so, sarà quella degli anni 80-90 che si ripresenta, e così ci sono alimenti che poi ritornano lo yogurt a colazione, perché allora innanzitutto lo yogurt è un sostituto del latte, ma ancora meglio del latte, essendo privo naturalmente di lattosio, perlomeno la percentuale dello zucchero contenuto, questo lattosio, lo zucchero del latte, è molto minore, perché ovviamente è digerito da questi batteri. Ricordiamo, non solo Lactobacillus, ovviamente ci sono streptococchi, bifidobatteri, quindi viene anche in parte digerito. Le stesse proteine che contiene sono in questo caso comunque più digeribili rispetto a quelle del latte, e ovviamente il contenuto di lattosio, ci sono alcuni che sono veramente ultra sensibili e quindi devono fare comunque attenzione, però chi è intollerante al latte generalmente lo assimila bene. Diciamo che poi è molto sicuramente ricco di potassio, ricco di fosforo, delle vitamine B, D, e quindi effettivamente va a sostituire questo. Non dovrebbe mancare, è meglio se magari, come abbiamo citato prima, con cereali, magari del bianco. Lo scegliamo bianco. Allora, bianco ovviamente perché senza zuccheri aggiunti, non altre. Ma poi è bello anche andare a giocare coi colori, come dicevi tu, aggiungendo il muesli, aggiungendo la frutta, quindi anche poi si ricava un piatto un po' più colorato, no? Un piatto più colorato, ed ecco che poi anche la versatilità dello stesso yogurt, perché bianco sì, ma bianco si può prestare anche al salato. Certo. Perché mentre le altre preparazioni così che sono, e quindi a proposito di colorante, se a me piace un po' più salato ci metto un pizzico di curcuma e diventa giallo, e magari i bambini possono anche così ovviamente è un gusto un po' particolare, però ci sono bambini che già partono con il gusto del salato molto spiccato. Bello. Quindi questo è veramente sempre molto soggettivo. Come dicevamo, yogurt bianco sì, ma se poi anche i bambini magari apprezzano meglio magari quello che è già con una base di frutta, ovviamente meglio quella fresca, e metterci una puntina di miele dentro sarebbe veramente la maniera più naturale. Yogurt che noi conosciamo, ma c'è anche lo yogurt greco, che poi ha una colatura in più in pratica, e anche quello insomma può far parte. Attenzione al contenuto in grassi dello yogurt greco, quindi cerchiamo magari quelli meno così a più bassa percentuale. Poi effettivamente non solo a colazione, perché poi è un tutto pasto, perché può sappiamo che ci sono tantissime ricette che lo comprendono, come dicevi tu, dai dolci, dalle torte allo yogurt, ma anche parlando di salati sappiamo tantissime salse che vanno a costituirsi proprio a base di yogurt. Io conosco lo tzatziki in particolare, quindi nomino tzatziki. Questo intanto. Io ho imparato anche di un'altra che anche qui mi devo fare aiutare, perché il termine non lo conoscevo, la raita indiana, che si ottiene proprio frullando nello yogurt, ecco, pezzetti di cetriolo, scalogno, polvere di curry, semi di cumino, prezzemolo. Wow. Ed ecco che è un'altra salsina che magari io avrò anche mangiato in qualche ristorante etnico, ma non conoscevo il nome, e che si abbina effettivamente al pollo o anche altri magari altri
cibi vegetariani, può essere anche con i legumi. Quindi sì, tzatziki non solo, ricordiamo che poi si può fare anche una specie di maionese, no? C'è la maionese bulgara, anche con questo per rimanere al salato. Poi ritornando sempre un po' alla colazione, ma non solo, colazione da campioni, perché ad esempio si può fare benissimo dei frullati, ecco, i frullati con dentro frutta secca lipidica, frutta fresca magari anche dentro, frulliamo un goccino d'acqua, una puntina di miele, è la merenda veramente dei campioni degli sportivi. Oppure può essere frullato con frutta fresca magari al rientro da un allenamento, uno smoothie con la fragola, adesso si chiama smoothie perché per i giovani insomma è più facile da capire, però anche una ricetta che per esempio insomma gli adolescenti si possono preparare anche da soli a casa, basta avere un po' di frutta, un frullatore, dello yogurt e ghiaccio importante perché sennò diventa caldissimo. D'estate benissimo con il ghiaccio, ed è una ricetta non solo sempre, per giovanissimi, perché il frullatore tende a scaldare, quindi il ghiaccio va messo in qualsiasi stagione, altrimenti vi viene fuori una bevanda un po' troppo calda e non è proprio piacevolissima. E poi gli smoothie si possono fare anche con le verdure, basta scegliere uno yogurt magro e per esempio le carote o quello che vi piace di più. Sì, e poi questo lo trovo benissimo anche per i diversamente giovani. Se siamo over 70 è sicuramente una merenda che può anche magari così ricreare magari anche un po' più di appetenza, perché molte volte andando avanti con l'età si può soffrire di questa inappetenza. Questo è anche un altro modo per stuzzicare. Allora io continuo invece e stavolta vi racconto delle ricette salate, perché prima appunto proprio Claudia, la nostra nutrizionista, sottolineava l'importanza di inserire il salato nelle colazioni, e allora vi racconto di queste ricette. Una di queste fa parte proprio della nostra brochure di primavera in cucina, che vi aspetta questo sabato 2 aprile proprio al Città Fiera, dove ci sarà il nostro show cooking e avremo anche qualche numero eccezionale per voi, ma nei prossimi giorni potrete insomma trovarlo un po' in tutta la regione, dove ci saranno i nostri appuntamenti alla fiera a cucinare, dove saremo presenti anche per uno show cooking e con il nostro stand dove troverete la nostra brochure. Quindi se avete piacere di averla, dentro ci sono proprio le ricette dei nostri ascoltatori, consigli della nostra nutrizionista, abbinamenti con i vini, curiosità da tutta la regione, tanti consigli per saperne di più. Potete anche scriverci via WhatsApp al 338 611 6060, oppure seguite il nostro canale Telegram e potete appunto aggiornarci anche da lì, e vi metteremo tutti i punti dove la troveremo, giusto Maria? Assolutamente. Intanto, parlando proprio dello show cooking, dato che ormai siamo entrati nel vivo degli appuntamenti, che si intitolerà proprio il pesce d'aprile, legato proprio a queste prime giornate, vi ricordo che ci saranno ospiti insieme a noi la chef Chiara Canzoneri, che realizzerà i piatti e risponderà anche alle domande del pubblico, come la nostra Claudia Casarsa, la nostra nutrizionista, che è sempre con noi. Ci saranno le dimostratrici Bimbi Italia Forwerk Point di Città Fiera, che faranno una piccola dimostrazione della preparazione con il bimbi, mentre la nostra chef Chiara Canzoneri preparerà il piatto proprio fatto alla maniera tradizionale, diciamo. Michele Biscardi dell'Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia e i ragazzi anche dell'Istituto Bonaldo Stringer di Udine, insieme anche a una degustazione dell'azienda agricola Elio. Sarà veramente un bellissimo appuntamento, quindi non mancate, perché le ricette ci sono, i consigli giusti ci sono, e quindi noi vi aspettiamo anche con tanti gustosi omaggi. Non mancate, mi raccomando, anzi insomma cercate di venire anche a recuperare il vostro posto, perché ne abbiamo insomma abbastanza, però insomma così potrete seguirvi anche tutto l'appuntamento e fare le vostre domande live. Ricordo che sarà anche un appuntamento in diretta su tutti i nostri social, sul canale YouTube, sulla nostra web TV e sulla pagina Facebook di Radio.0, quindi non perdetevelo. Allora parliamo delle ricette salate, giusto, per le colazioni. Dicevo che questa la trovate anche nella nostra brochure primavera in cucina, ed è un patè di tonno al pepe verde. Vi serviranno per prepararlo, e poi lo spalmerete insomma su del pane, magari anche leggermente scaldato, 350 grammi di tonno sott'olio, 100 grammi di mollica di pane ammollata nel latte poi strizzata, 2 filetti di acciughe, 150 grammi di burro morbido, 4 tuorli del prezzemolo tritato, un cucchiaio di brandy della salsa Worcester, una cucchiaiata di pepe verde in salamoia e del sale.
Andrete a procedere così: frullate la mollica di pane ammollata con 350 grammi di tonno sgocciolato e 2 filetti di acciuga. A questo punto unirete il composto, il burro montato a crema, e unirete a sua volta i tuorli uno alla volta. Unite quindi una cucchiaiata di pepe verde sgocciolata, una cucchiaiata di prezzemolo tritato, qualche goccia di Worcester, un cucchiaio di brandy. Mescolate bene e aggiustate di sale, quindi potrete insomma divertirvi preparando questo fantastico patè. Andrete poi a foderare uno stampo con della pellicola, lo riempirete con il patè, livellandolo e passandolo bene. Passate tutto questo in frigo per 2-3 ore e sformate su un piatto da portata, accompagnato con dei piccoli panini, se volete, o come preferite con dei crostini di pane da decorare. Vi è piaciuto questo patè? Ottimo, direi. Sì, certo che ci è piaciuto. Magari al burro potremmo anche sostituire l'avocado, se uno magari può avere delle problematiche appunto con i prodotti a base di latte. Così anche un po' lo alleggeriamo di grassi saturi. Esatto. Poi abbiamo un'altra bella ricetta, e vi annuncio anche che abbiamo moltissime ricette proprio che ci arrivano da ascoltatori che magari sono venuti a seguire qualche fiera o sono dei turisti in vacanza che arrivano da tutto il mondo, e per questo dedicheremo proprio una delle prossime puntate alle ricette etniche, però tutte preparate perché insomma sono stati in Friuli Venezia Giulia, sono stati colpiti dai nostri prodotti, e quindi hanno voluto anche reinterpretare queste ricette con quelli che sono i prodotti della regione. E questa ricetta, che è perfetta anche per la nostra colazione o brunch, arriva proprio, è una ricetta moldava ed è di Andrea Janes, che ci ha scritto da San Lorenzo Isontino, e sono delle piadine di patate. Come funziona? Allora, andremo a lessare le nostre patate innanzitutto con la buccia, poi le spelliamo, le schiacciamo con uno schiacciapatate. A questo punto aggiungiamo sale e farina e impastiamo. Facciamo delle palle da lasciar riposare per almeno mezz'ora. Distendiamole con il mattarello, più o meno di una grossezza di mezzo centimetro, ci suggerisce Andrea, e poi scaldate una padella antiaderente con dell'abbondante olio. Dice che le piadine di patate non devono essere tutte immerse nell'olio. Cucinate le piadine per 3 minuti per lato. Poi sulle piadine potremo inserire degli ingredienti a piacere, come della caponata, ci suggerisce Andrea, del prosciutto cotto, dell'insalata, del prosciutto crudo con stracchino e rucola, o altri ingredienti a piacere. Vi è piaciuta questa piadina di patate? Sì, tantissimo. Questa è un'idea veramente nuova, perché di solito io suggerisco sempre, per chi è anche celiaco, magari i pancakes con le farine di ceci, però è vero, non mi era venuta in mente la piadina di patata così. Sembra Ottime un idee. rosti, quasi come un rosti. Sì. Molto versatile anche. Più versatile, sì. Bravo Andrea, bella questa ricetta moldava. Nutrizionista approved anche questa. Esatto. Allora invece per noi è tempo di andare in pubblicità, ma torniamo tra pochissimo perché abbiamo ancora tante curiose novità da raccontarvi. Intanto vi parleremo di spesa per prepararci alla Pasqua, come di consueto con i supermercati Bosco. Poi penseremo al vostro benessere, perché è importante in questo periodo dell'anno bere abbastanza acqua, e non solo, vi racconteremo anche le cose da fare in questo periodo e tante altre curiosità. Non mancate tra poco. Radio Chef torna tra poco. Rimanete con noi.
Radio Chef, i segreti della cucina con Radio.0. Eccoci ritornati quindi a Radio Chef nei nostri segreti della cucina, o meglio curiosità in cucina, perché come sapete noi vi sveliamo cose che si possono usare tutti i giorni per la quotidianità, come le tante ricette dei nostri ascoltatori, ma anche i consigli per fare la spesa giusta. Infatti con Barbara siamo andati ai supermercati Bosco di Trieste e quindi andiamo subito a immergerci nelle corsie, andiamo a scoprire di più. Cari amici, ben ritrovati e bentornati ai supermercati Bosco. Ci troviamo nel punto vendita di Via Orlandini, dove è tutto pronto per rendere questa Pasqua dolce e indimenticabile. Naturalmente non c'è Pasqua senza le uova e qua siamo pronti, Giorgio. Siamo prontissimi, le uova sono arrivate quasi un mese prima di Pasqua. Si iniziano a vendere soprattutto le uova che hanno immagini che interessano i bambini. Poi che le mangino i bambini, questo non lo so, probabilmente sarà i nonni che le mangia assieme ai nipoti, però si vendono proprio quelle. Le uova di un certo livello e di certe marche ben conosciute si vendono a ridosso di Pasqua. Adesso si cominciano a vendere tutte le uova che hanno della pubblicità inerente i bambini e le bambine, perché sono divisi addirittura, no? Bambini maschi come sempre hanno le uova di colore azzurro o giù di lì, e per le femmine hanno il colore che dà al rosato, più o meno, ecco. Beh, poi insomma noi adulti anche abbiamo le nostre uova preferite. Un'azienda notissima, che possiamo fare anche il nome invece, che scrive solo sul cartoncino per la bambina e per il bambino, e le uova sono tutte dello stesso colore. Parliamo della Ferrero, giusto così? Certo, perché ci sono le sorprese, che la Nutella eccetera, ecco. Quindi sono più uniformate a un certo tipo di confezione, però si capisce se l'uovo può interessare dal disegno il bambino, o sempre dal disegno può interessare la bambina. Ecco. Certo, perché dentro ci sono le ambitissime sorprese, Giorgio. Assieme alle uova ricordatevi che abbiamo già ricevuto da un mese le colombe, e lì avete la stessa scelta più o meno che c'è con i panettoni di Natale, quindi le stesse grandi marche hanno presentato le loro novità con le colombe. Non mancano le pinze, logicamente. Pinze, vi consiglio senz'altro la pinza Bosco, che ha un prezzo bloccato ormai da 2 anni e lo manteniamo, e so che è stata apprezzata ormai in tutte e 4 le stagioni. È verissimo, è molto buona. Perché viene fatto da un'azienda che si chiama Eppinger, quindi. Esatto, ed è buonissimo. Quindi siamo ad alti livelli qualitativi. E poi insomma un altro prodotto che caratterizza questa stagione è la carne per le grigliate. Carne grigliate, quindi cevapcici che abbiamo noi fatti dai nostri macellai, che si presentano di un buon livello e soprattutto soprattutto ti fanno digerire bene, ecco. È giusto, non sono pesanti. Ho mangiato certi cevapcici che io definisco gomma americana, che sono veramente un disastro. E tra l'altro, Giorgio, qui c'è sempre il macellaio. State lontano dalle gomme americane. Qui c'è sempre il macellaio a disposizione anche dei vostri clienti, con le prenotazioni anche di piatti grigliati. Presenta la sua tartara. Ricordatevi che la tartara non è detto che deve essere sempre un cibo invernale, anzi si vende tantissimo, perché la tartara può essere accompagnata non soltanto con un po' di burro, ma può essere accompagnata con delle salse. Quindi una bella salsa leggera, la tartara, la grigliata c'è, io mi faccio l'antipasto con la salsa leggera e con la tartara, mi prendo una buona bottiglia di vino corrispondente al cibo che sto mangiando, quindi per la tartara andrei su un rosso leggero, per completarlo poi con la grigliata con un rosso di buon livello, insomma, no? Se la grigliata è soprattutto di manzo, attenzione, se una grigliata è fatta anche con il pollame e con le carni bianche, può andare bene un rosato o anche un bianco, Non siamo qui a dare imposizioni, provate, dico io sempre.
È giusto, Giorgio, provate, ma poi tra l'altro con Giorgio prepareremo una puntata proprio per consigliarvi tante idee dedicate ai vini per la Pasqua, anche perché è un momento in cui ci si ritrova e finalmente con piacere all'aria aperta si brinda con gli amici, e noi nella prossima puntata, Giorgio, vi daremo tutte le dritte. Sì, vi daremo le dritte, e vi ricordo che un grande sommelier un giorno mi ha detto: guarda Giorgio, quello che devi fare tu è assaggiare. Più vini assaggi e più capisci. Ricordatevi, assaggio, non bottiglie intere da scolare, perché sto parlando, più assaggi e più impari. E io faccio così, provo e faccio comparazioni e poi scelgo. Così dovreste fare un po' tutti. La stessa cosa lo facciamo noi a livello di rettori nostri, anche con quelli che sono i biscotti, quelli che sono i formaggi, quelli che sono i salumi. Noi assaggiamo e poi decidiamo noi, con la nostra responsabilità, se inserire quell'articolo nelle nostre aziende o no. Benissimo, Giorgio, quindi insomma capite anche la preparazione che c'è proprio per preparare questi prodotti per voi. Grazie allora Giorgio Bosco. Grazie a voi tutti e pronti per la Pasqua? Pronti per la Pasqua, con spero un grande appetito. Ricordate che trovate insomma a Trieste tutti i supermercati Bosco, noi siamo in via Orlandini, scegliete quello più vicino a voi. Fantastico, fantastici i nostri amici dei supermercati Bosco, come ha detto Giorgio Bosco bene, un giusto assaggio di ogni cosa per completare al meglio la nostra giornata, anche con quel piccolo assaggio di vino che ci può stare naturalmente per ogni tanto durante anche i nostri pasti. Ma parliamo di bere giusto con i nostri amici di Acqua Dolomia in questo caso, perché come sapete con l'entrata della bella stagione in queste giornate ci godremo anche un po' di pioggia, dico godremo perché era veramente da tantissimo tempo che in Friuli Venezia Giulia non pioveva, parliamo del lontano 15 febbraio, quindi immaginate un po' come anche veramente tutto il Friuli Venezia Giulia si stia godendo queste giornate. E parliamo naturalmente di acqua. Con la nostra nutrizionista abbiamo voluto fare anche un po' il punto sulla situazione su come bere di più. Adesso io, anche perché sappiamo che sul web si trovano veramente tantissimi modi per bere di più, alcuni giusti, alcuni un po' meno giusti, e quindi vogliamo anche darvi un po' qualche conferma o anche bloccare qualche idea invece un po' più estrema, diciamo, a questo punto. Iniziamo con una cosa che a me sembra giusta: tenere sempre vicino una bella bottiglia di acqua Dolomia o comunque anche una borraccia piena di acqua Dolomia, Claudia, giusto? Beh sì, sempre un'acqua, perché comunque noi dovremmo arrivare almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Beh, questo quindi fatelo sempre, anche perché può essere proprio un promemoria naturale per bere, avere sempre l'acqua davanti, perché ci ricorda appunto di sorseggiarla. Oppure se siete un po' più smemorati, non avete la vostra borraccia davanti, potreste impostare un promemoria, magari sul telefono ce l'abbiamo sempre tutti dietro, e quindi ogni, diciamo, lasso di tempo si potrebbe impostare un promemoria per proprio ricordarci di bere. Questo sì è un ottimo trucchetto. Diciamo che dobbiamo anche percepire comunque la sete, e ecco, se magari abbiamo veramente superato una certa età, allora sì, questo promemoria è assolutamente utile. Ottimo, anche perché potremo avere anche degli orari naturali per bere, magari in certi orari del giorno ci sentiamo più assetati, e quindi ricordarci di bere può essere sempre molto importante. Poi bere un bicchiere d'acqua prima di ogni pasto, è giusto? Allora, prima di ogni pasto attenzione, perché qui potrebbe togliere poi il senso della fame, quindi io non sarei proprio molto favorevole a berlo proprio prima, piuttosto durante il pranzo o durante il pasto, scusate, perché comunque ecco, durante il pasto potrebbe aiutare così a emulsionare meglio magari certi cibi, anche comunque a rendere più umida anche la bocca in caso di mangiata di qualche cibo un po' particolarmente secco, e quindi sicuramente mentre si mangia qualche sorsetto d'acqua, ma attenzione ecco a non berne tantissima perché occupa spazio nello stomaco e quindi può complicare. Naturalmente. Poi qua scrive bere un bicchiere d'acqua ogni ora al lavoro, dipende anche da quanto si lavora, direi un po' troppo estremo anche questo. Questo è un po' troppo estremo, sì, perché invece sorseggiare tutto il giorno. Quello di sorseggiare tutto il giorno, ritorniamo appunto al fatto di prendere questa abitudine. Poi se si prende anche questa abitudine il fisico lo richiama. Beh, direi anche questo un ottimo consiglio. E mi piaceva anche, ricollegandoci al nostro argomento del giorno, parlavamo di colazione, parlavamo di brunch, aromatizzare l'acqua, e anche questo può essere un ottimo trucchetto per bere anche con più gusto.
Questo è assolutamente un buon trucchetto, adesso poi che siamo anche in primavera, quindi possiamo godere anche della fioritura magari di certe erbe aromatiche, e quindi perché non lasciarla immersa per qualche ora nell'acqua, no? Ci possono essere così con i fiori di sambuco, i fiori di arancio, la classica insomma con limone, magari foglie di basilico e menta, o le stesse foglie di melissa che ogni tanto ecco così sovrabbonda, non si sa ben cosa fare, magari possiamo aromatizzare l'acqua, sia così lasciata magari per qualche ora in frigo, oppure ancora meglio, per togliere ancora meglio magari gli oli essenziali, può essere un'acqua un po' più tiepida e poi lasciata in frigo. Beh, anche così magari preparata la notte prima potete lasciarla per tutta la notte a riposare e gustarla direttamente il giorno dopo, perfetto per il vostro orario del brunch, quindi anche questa è veramente un'ottima idea per bere con gusto. E poi se volete farlo al meglio vi consigliamo di accompagnare la giornata con acqua Dolomia, che con le sue belle bottiglie accompagna veramente i nostri momenti più belli anche nella nostra quotidianità, e continuate poi a seguirli anche sui social. Accompagneranno anche il nostro appuntamento con lo show cooking di questo sabato, ma non solo, anche nei nostri prossimi appuntamenti con gli show cooking in presenza. Non vediamo l'ora di riabbracciarvi e di farvi assaggiare anche acqua Dolomia nella sua versione naturale frizzante, e farvi vedere naturalmente le bellissime nuove bottiglie della linea Emotion, ma anche di tutte le linee che sono appena uscite, con questo color Errosadira, che è il colore che assumono le Dolomiti al tramonto e che noi abbiamo vissuto in prima persona proprio in questo ultimo periodo. E quindi non mancate anche accompagnati da acqua Dolomia con i nostri appuntamenti cucinando insieme. Grazie Maria, e allora chiudo anche con un'altra piccola curiosità, visto che abbiamo parlato dell'importanza di idratarsi e di bere la giusta quantità di acqua, ed è una notizia dedicata anche a chi soffre di mal di schiena, perché dovete sapere che i dischi intervertebrali sono costituiti proprio per il 70% di acqua, e con l'età questi dischi tendono a disidratarsi e a sottigliarsi, ed ecco che appunto arriva il fastidioso mal di schiena. E quindi anche questa, cari amici, è una buona ragione per bere la giusta quantità di acqua. Dici poco. Infatti, quindi l'acqua insomma è un po' dappertutto, l'abbiamo scoperto. Siamo stati insomma a vedere meravigliosi panorami grazie a Acqua Dolomia, e allora vi portiamo anche in montagna, Maria, dove c'è tanto da scoprire, da vivere e soprattutto sempre da gustare, così? Sì, sapete che anche questo ultimo fine settimana è stato un po' la chiusura di stagione per molte località anche in Friuli Venezia Giulia, ma Sappada è sempre bella da vivere, è sempre bella da passeggiare anche in queste giornate di passaggio tra una stagione invernale e una stagione appunto dedicata alla primavera, e i paesaggi sicuramente sono meravigliosi, e quindi vi invitiamo ad andarli a scoprire con gusto, perché anche oggi la gastronomia alimentari Cardis di Sappada ci accompagna con i loro tortelloni, ma anche hanno pubblicato proprio sui social le polpette di Fassona, immancabili, proprio cucinate al momento e pronte per essere gustate. Loro li trovate presso la Borgata Bach 60 a Sappada, potete prenotare anche la vostra spesa e farvela portare direttamente a casa, proprio per una tranquillità in più. Ma poi c'è anche Baita Pista Nera direttamente sulle piste, che vi accompagna con il gusto e le tradizioni del nostro territorio. C'è veramente un menù ricchissimo, e quindi non potrete non trovare il vostro piatto preferito, perché è proprio dedicato a tutte le esigenze. Andate anche sul loro sito baitapistanera.com per scoprire anche una storia che di generazione in generazione ne sa veramente tantissimo della tradizione sappadina, e con loro potrete veramente scoprire tutti i gusti. Chiudiamo infine nella bellissima perla delle Dolomiti, stiamo parlando di Cortina d'Ampezzo, dove potete seguirci anche con le nostre frequenze. Arriviamo direttamente in vetta per accompagnare le vostre gite in montagna, e lì potrete trovare anche direttamente la pasticceria Ghedina. Andateli a trovare, perché il gusto anche lì è veramente tanto, sapranno accompagnare tutti i vostri momenti speciali. Li trovate in località Grave di Sotto 9/A, naturalmente a Cortina d'Ampezzo, e anche loro con una storia di generazione, una storia di famiglia, sapranno dedicarvi la giusta attenzione e darvi prodotti di qualità. Anche questo non è
scontato, perché noi vi proponiamo, sapete dove trovare anche il gusto giusto, quindi continuate a seguire i nostri consigli e continuate anche a seguire i nostri amici direttamente sui social. Chiudiamo ancora con Camporosso, anche lei la perla veramente del gusto, anche grazie al David che accompagna i nostri appuntamenti. Salutiamo Benvenuta, che troveremo anche nelle nostre prossime puntate di Radio Chef per parlare proprio di Pasqua e di come viverla con gusto nel bellissimo Tarvisiano e in particolare a Camporosso. Grazie Maria. E allora io adesso invece continuo a parlarvi di primavera e vi faccio una domanda. C'è un ortaggio che vi viene particolarmente in mente parlando di primavera? Un ortaggio? Ortaggio di asparagi. E anche Ica? I famosi carciofi. I carciofi, sì, perché vi volevo... qua abbiamo tratto la nutrizionista. No, vabbè. Sono stata io che vi ho voluto fare così. Io appassionata di fragole, quindi ortaggi proprio devo dimenticare. Io gli asparagi, quindi... Ma è giusto, ci stanno tutti. Però ecco, forse alla fine vedete che il carciofo viene in mente un po' più tardi, ma in realtà lui è proprio un protagonista della primavera, perché insomma è proprio uno dei più tipici piatti primaverili, e lo ha detto addirittura il poeta francese Pierre de Ronsard, che per primo gli dedicò nel XVI secolo addirittura dei versi che lo celebravano come ben più appetibile addirittura delle pregiate carni. Ma già in epoca medievale il nostro carciofo, il Sinara cordunculus, aveva raggiunto grande fama, e sapete perché? Perché era considerato afrodisiaco. Oggi in Italia se ne coltivano diverse varietà, più o meno una quindicina, che nascono in tutta la penisola, con delle vere prelibatezze nel Lazio, Liguria e Sardegna. A tavola, oltre che cotto, lo possiamo anche consumare crudo, in insalata o in pinzimonio. Questo, Claudio, è forse un uso che non facciamo spessissimo noi nella nostra regione. Del carciofo crudo in realtà è una delizia, vero? Sì. In effetti noi non siamo così abituati, d'altronde ad esempio io l'anno scorso avevo anche imparato a mangiare gli asparagi crudi, di cui non ero abituata con gli asparagi viola, quindi sì, alle volte dovremmo un pochino così diciamo ricercare anche qualche cosa di nuovo. Giustissimo, Claudia, qualcosa di nuovo, come potrebbe essere anche un'altra idea che ora vi suggerisco, ed è la confettura di carciofi. Ci hai mai pensato? No. Adesso vi do... Confettura di pomodori verdi, sì, perché mia mamma anche l'ha fatta e l'ho assaggiata, però di carciofi... Interessante. No. Siete pronte? Ve la racconto? Allora, vi servirà pulire 4 carciofi fino ad arrivare al cuore del carciofo. Li taglierete poi a metà e andrete a immergerli in una bacinella con acqua e limone. Tagliate i cuori a tocchetti e metteteli in una pentola con 200 g di zucchero, 400 ml di aceto di mele e il succo di mezzo limone. Cuocete a fiamma bassa per almeno un'ora, mescolate anche molto bene. A questo punto potrete andare a invasare la vostra confettura sterilizzando i vasi e consumate, mi raccomando, entro 3 giorni, una volta che avete aperto questa vostra meravigliosa e gustosa confettura di carciofi. Vi è piaciuta? Semplicissima, sì. E sembra ottima. Ecco, sì. Ottima per una colazione, ad esempio. Un brunch. Vedete che troviamo tantissime... Tutto ritorna. Beh, è ancora più semplice poi Barbara si è preparata con gli utensili giusti. Esattamente, giustissimo Maria. Per avere gli utensili giusti c'è sempre con noi a Fila Utensili Natisone, che vi aspetta con tutto quello che vi serve sia per la vostra cucina ma anche per il vostro fai da te. Pensiamo al giardinaggio, vero Maria? È una bellissima stagione per vivere anche il nostro verde, quindi lo facciamo sempre aiutati dagli utensili giusti per ricreare anche il nostro angolo di paradiso, diciamola così, per vivere appunto la primavera e poi l'estate. E quindi è tempo di iniziare anche a prenderci cura dei nostri giardini, del nostro angolo verde, anche parlando di balconi, terrazzi. Quindi fatevi aiutare, fatevi dare i consigli giusti e andate a trovare anche gli amici di Affila Utensili Natisone presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, sulla strada Cividale per Oleis. Quindi non mancate perché continueremo a parlare anche insieme a loro durante i nostri prossimi appuntamenti direttamente in cucina.
andate a dare un'occhiata anche sul sito filautensili.com. Grazie Maria. E allora, dopo a Fila Utensili Natisone arrivano ancora dei preziosi consigli, perché quello che diciamo sempre noi, Claudia, anche tu penso che confermerai, è che bisogna sempre dare un occhio un po' ai ritmi della natura, partendo dall'acquisto dei prodotti di stagione fino anche un po' a regolare i nostri ritmi, in particolare se abbiamo magari deciso di iniziare un periodo in cui ci vogliamo un po' depurare, rigenerare, giusto Claudia? Sì, infatti dobbiamo seguire, infatti l'importanza della colazione, ritmi circadiani, seguire proprio sia come si dice il ciclo luce-buio, ma poi soprattutto quello... Cosa dei cicli circadiani, i ritmi circadiani, ecco, comunque insomma sì, è importante. Poi sicuramente ecco, la luna influisce sulle maree, i pianeti così, in effetti noi siamo un po' condizionati. Guardiamo il meteo, hai citato le cartilagini, l'importanza dell'acqua. Oggi con questa umidità, Claudia, anche le mie ginocchia e le sue cartilagini ne risentono. Allora siete pronti? Andiamo a vedere che cosa ci dice la luna questa settimana con il nostro calendario lunare. Allora, cari amici, siamo arrivati all'inizio di questo mese di aprile, e sapete come inizia il mese di aprile? Inizia proprio con la luna nuova, che è la luna perfetta proprio per cercare di cominciare qualcosa di nuovo, di interrompere delle cattive abitudini. Non so, vi faccio un esempio: abbiamo deciso di mangiare più leggero? Beh, il 1° aprile è un buon giorno per iniziare, la luna nuova ci aiuta. Oppure abbiamo deciso che vogliamo finalmente imporci un ritmo nello sport settimanale, la luna nuova ci può aiutare. Quindi il 1° aprile può essere un buon giorno proprio per incominciare quelle che possono essere delle buone consuetudini o interromperne di altre che magari non ci fanno tanto bene. Mi raccomando però, non approfittate del fatto che il 1° aprile è il pesce di aprile per dire inizio oggi, ah no, scherzavo. Questa è un'ottima scusa. Esatto. Quindi, cari amici, il 1° aprile è anche una buona giornata per chi invece ama dedicarsi ai passatempi artistici. Quindi, ad esempio, se volete iniziare il mese, a proposito di buoni propositi, e trovare un momento per voi, perché siete presi dal ritmo quotidiano, il lavoro vi sta assorbendo moltissimo, soprattutto in un periodo come questo in cui si riprendono i ritmi e siamo un po' disorientati, allora potreste iniziare con un semplice passatempo: prendere un diario e compilarlo scrivendolo. Ma non solo, se non vi piace tanto scrivere, potete compilare questo diario facendo delle fotografie rappresentative, ad esempio, di quella giornata, un bel tramonto, un fiore che vi ha colpito, oppure se siete un po' bravi o ve la cavate con il disegno, potreste raffigurare questi avvenimenti delle giornate che passate con i disegni. I disegni sono un buon modo proprio per esercitare la vostra creatività, ma se non amate disegnare, quindi avete preferito una fotografia, poi una al giorno la guardate e anche fate un esercizio di meditazione, cioè la scegliete, notate ad esempio i dettagli, i colori di quel fiore o del sole o quel particolare angolo della città che avete voluto fotografare perché vi ispirava una suggestione diversa. Ma torniamo al nostro calendario lunare. Siamo al 2 aprile, che è una giornata perfetta per chi vuole preparare delle torte, quindi datevi da fare. Oppure se avete il giardino da mettere a posto, potete preparare per Barbara la torta, esatto. Per il suo compleanno. Esatto, potete farla e poi portarmela, vi aspetto al Cito a Fiera in questo caso. E invece per quanto riguarda chi deve curare il giardino, una giornata perfetta, quella di sabato 2, per raccogliere i rami e mettere un po' a posto il tutto. Domenica e lunedì, giornate perfette per l'armonia di coppia, per gli investimenti, ma anche se volete raccogliere per esempio gli ottimi funghi primaverili. Infatti proprio tra i mesi di aprile e di maggio spuntano i buonissimi funghi primaverili. Per raccoglierli dovete fare così: con una mano torcete delicatamente la base del gambo, con l'altra tenete fermo il terreno per non danneggiare il sottostante micelio da cui nascono i funghi. Ovviamente vale sempre per la raccolta dei funghi essere informati sui patentini, raccolte particolari di ogni regione in cui vi trovate. E poi torniamo alla luna crescente, quindi fino a giovedì prossimo dateci dentro di torte, ma anche di sistemazione del giardino. Questo ci dice la nostra cara luna. Esatto, così avete equilibrato. Allora, siamo arrivati anche in chiusura di questa nostra puntata di abbiamo Radio insegnato Chef. Tutto oggi, veramente una puntata ricca dalla colazione. Vedete che se si fa una buona colazione poi si parte alla grande per tutta la giornata sì.
Claudia non ci Noi può ne sappiamo bene qualcosa. Sì. Maria, ricordiamo anche a tutti i nostri ascoltatori allora gli appuntamenti del fine settimana. Sei pronta? Yes, del fine settimana vi aspettiamo noi con il nostro show cooking al centro commerciale Città Fiera, orario di partenza ore 15:30, saranno tantissimi i nostri ospiti, ma ci sarà tempo anche di fare degli assaggi, quindi prenotate anche il vostro posto alla mail radiochef@radio.0.it o al 338 611 6060, il nostro numero WhatsApp e Telegram, e poi continuate anche a inviarci le vostre ricette. Questo sarà il primo show cooking primaverile di Radio Chef. Continueremo anche con i nostri appuntamenti la settimana dopo. Sabato 9 aprile saremo alla Fiera di Pordenone in occasione di cucinare, anche lì uno show cooking ricco di gusto, protagoniste le ricette dei nostri ascoltatori e anche la nostra chef Chiara Canzoneri. Ci saranno, come vi dicevo, veramente tantissimi ospiti, ma i veri protagonisti siete sempre voi. Come nella nostra nuova brochure Primavera in Cucina, la distribuzione inizia proprio questo sabato da Città Fiera, quindi veramente non mancate perché le novità saranno tantissime. Non mancate, esatto, tantissimi omaggi, ma soprattutto potrete anche assaggiare i deliziosi piatti del nostro pesce d'aprile, perché veramente saranno tutti a base di pesce, tutte ricette rigorosamente. E poi venite per fare gli auguri a Barbara, perché sennò poi si offende. Quindi... dei nostri ascoltatori, esatto, quindi venite a trovarmi a farmi gli auguri. Vi aspettiamo allora anche sul nostro sito e su tutti i nostri social, dove trovate gli approfondimenti di questo appuntamento di Radio Chef. Grazie alla nostra nutrizionista Claudia Casarsa. Grazie a voi, buona giornata. Siamo arrivati a fine puntata e quindi vi salutiamo prima di dire altre cose. Esatto, abbiamo esaurito tutte le calorie della colazione. Ciao a tutti e grazie per essere stati con noi. Avete ascoltato Radio Chef. Vi aspettiamo il prossimo giovedì dalle 12. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube.